sul ring, sul quadrato, grazie. Matteo Bonanni, box Solesino, Sebastiano Bolzano, Bruno Verona. Anche questo match, anche questa finale schoolboy, chilogrammi 52 prevista sulla distanza per le 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna. Andrea Radiato, Ronaldo Poccanzi, dirigeva questo match. Pronti per la terza finale. Prima ripresa. Vai Seba! Una cosina prima ripresa. Attenzione, fuori, secondi. Seconda ripresa. Dai Seba!
su e basso, box Cavallo di Oggi ed Alessandro Parizzolo, box Provese. Ricordo nuovamente, sponsor principale, main sponsor, studio legale avvocato Federico Donigatti, piazza Risorgimento 6, Vendinara, Rovino. Attenzione, fuori in secondo. Dai Seba! È la terza e l'ultima ripresa. Vai, vai, vai Seba, dai! Vai Seba, vai, vai! Vai Seba! Vai! Vai Seba! Vai, vai! Dai Seba, dai! Dai Seba, dai! Chiamo a premiare i due pugili, Olimpiade Montreal 1976, nel campione italiano professionisti, tecnico della Religion Box, Roberto Figato. Anzi, Daniele Zapatero, scusate, Daniele Zapatero. Daniele Zapatero, eccolo. Grande Daniele Zapatero. Daniele, un grande Olimpiade 1976 della nazionale italiana, grande campione italiano professionisti. Sono due premiere due pugili al centro linea per il verdetto finale, grazie. Diamo il verdetto finale, vince all'angolo 2, nuovo campione regionale, Soresino, a prendere il pugili, grazie, l'orizzonte del Mondiale 1976, campione italiano professionisti, Daniele Zapatero e Paolo Pacino. Un bel applauso. Durante il tecnico della Religion Box. Bravo Seba! Fare il rito ovviamente per i due pugili. Salutiamo di un bel applauso e passiamo alla quarta finale.